leggere un libro in formato elettronico è sostanzialmente, lo diceva adesso Paolo, impossibile davanti a un monitor di un computer, ma non solo davanti a un monitor di un computer perché magari è piccolo, lo compro più grande, non è lì il problema, non solo davanti a un monitor di computer perché pesa troppo e non me lo posso portare dietro perché allora ho il telefonino, ma non è lì il problema è nella tecnologia di visualizzazione. Quando guardiamo la televisione, oppure guardiamo il monitor di un computer, oppure guardiamo il display di un telefonino, quello che vediamo lo vediamo perché si accendono delle piccolissime lampadine sullo schermo, i famosi pixel. Quindi nello schermo si accendono tante lampadine luminose che colpiscono con radiazioni luminose il nostro occhio. Se spengo lo schermo non vedo più niente. Se spengo la luce fuori ma lo schermo è acceso, vedo e forse vedo anche meglio, perché quello che vedo è quello che viene illuminato nello schermo. Perché con questa tecnologia non riusciamo a leggere testi in maniera prolungata? Semplicemente perché siamo sottoposti continuamente alle radiazioni di questi pixel luminosi che restano sempre accesi. Alcuni ingegneri del MIT, del Massachusetts Institute for Technology, hanno messo a punto un brevetto che si chiama A-Link, inchiostro elettronico, che per la prima volta affronta il problema della visualizzazione di un libro, di documenti, di un testo elettronico, cercando di riprodurre la stessa logica della carta stampata. E il risultato è appunto quello che vedete all'opera su queste cose. Questo che vedete è carta elettronica, è uno schermo, come quello di un computer se volete, ma la differenza è che quello che stiamo vedendo stampato su questo schermo è spento, questo schermo non è acceso. Se noi facessimo buio in questa sala, questo schermo non si vedrebbe nulla. I libri nascono in formato elettronico, ormai gli scrittori scrivono a computer, i giornalisti scrivono a computer, i manager, gli impiegati, eccetera, chiunque scrive, tutti i contenuti di testo vengono prodotti a computer e quindi nascono elettronici. Il problema non era quindi la mancanza di libri elettronici, il problema era la mancanza di uno strumento per fruire dei libri elettronici senza passare dalla carta stampata. Di tutta la produzione libraria italiana, l'80% di tutti i libri che vengono stampati non vengono venduti. L'80%. Quindi ogni 10 libri che vengono stampati, 8 libri restano invenduti. Questo cosa significa? Una prima cosa, che quegli 8 libri vengono comunque stampati, vengono comunque distribuiti e quindi una tipografia viene pagata, il trasporto viene fatto e così via, e quindi vuol dire probabilmente che, non probabilmente ma sicuramente, che per pagare quegli 8 libri che nessuno compra, il costo va a finire sui 2 libri che invece vengono comprati. Pensate anche a un problema di impatto ambientale. Significa che l'80% della carta che viene stampata per i libri viene presa, stampata, spedita con dei camion fino alle singole librerie e poi di nuovo ripresa nei camion e nei magazzini, riportata indietro, a volte ritenta la vendita come remainders a metà prezzo e quindi riparte un altro giro di camion, qualcosa si vende, qualcosa no, ritorna indietro ancora, va al macero, eccetera, eccetera. Le potenzialità di cambiamento sono le stesse che ha avuto la stampa a caratteri mobili ai tempi di Gutenberg, per cui lì si passava dalla produzione di libri che avveniva attraverso l'opera degli amanuensi che si mettevano lì a scrivere cose bellissime e pregevolissime eccetera, ma inaccessibili ai più. Il passaggio alla stampa a caratteri mobili ha avuto l'effetto dirompente dell'accessibilità progressiva alla cultura di strati di popolazione sempre più ampi. In questo caso il punto di rottura non è tanto sull'accessibilità, perché un libro bene o male per fortuna ce lo possiamo più o meno comprare tutti,
ma il punto di rottura è nella accessibilità alla produzione di cultura, grazie appunto all'abbattimento dei costi di produzione e distribuzione dei libri. Un altro dato che fa molta impressione a questo proposito è che le logiche di mercato attuali del libro di carta fanno sì che il 70% dei libri che ancora oggi è sotto diritti, e quindi sotto diritti vuol dire che chi ha i diritti lo può vendere, altrimenti non si vende, il 70% di libri ancora oggi sotto diritti è inaccessibile semplicemente perché è introvabile. Ci sono il 70% di titoli che non è più possibile leggere perché non ci sono più in circolazione. Non lo so, mi sta facendo venire l'angoscia. Veramente, io che libro lo annuso, lo sfoglio prima lo faccio mio prima di comprarlo quasi. E quell'affare lì. Sì. C'è questo stacco tra il reale e il virtuale. No, anch'io annuso, tra l'altro, non so si è dimenticato del rapporto delle grandi libri. È un rapporto diciamo feticistico che ognuno di noi ha maturato, mi ci metto anch'io, con il libro così come lo conosciamo. Io direi due aspetti. Il primo, chi di noi non sarebbe pronto a riconoscere che il codice miniato fatto dagli amanuensi è infinitamente più bello della Bibbia di Gutenberg, che noi pure oggi ammiriamo come una reliquia? Benissimo, e quindi io mi tolgo il cappello di fronte alle miniature di un tempo e mi tolgo il cappello di fronte alla carta stampata di questo livello. Però mi faccio un'altra domanda: siccome un po' li annuso anch'io, allora a me viene da dire che probabilmente il 99% delle annusate che faccio sulla carta stampata che consumo non è che mi dia grande soddisfazione, francamente, perché tutta la roba che stampo in ufficio non è che mi piace tanto. Le edizioni economiche non è che siano poi tutto questo piacere sensuale. Progetto che il produttore ha all'interno dei libri, cioè il rapporto tra l'uno e gli altri come costi. Come costi, ecco, il discorso è proprio quello. Se posso permettermi di riassumere, tanto più o meno stavamo dicendo questo, cioè il discorso è questo: il contenitore adesso quanto costa come range di prezzo? Parliamo della lettura, quella da tempo libero, che è quella che ci accomuna tutti, poi ci sono altri aspetti. I lettori ebook in questo momento hanno un prezzo che oscilla dai 240 ai 350 euro, ok, come acquisto. I libri elettronici, intanto c'è un primo aspetto: considerate che tutti i classici che voi comunque, se ve li volete comprare di carta, poco che vi costano, ma 5 euro li pagate, quelli sono disponibili tutti gratuitamente, e non è poco. Nel momento in cui in Italia non ce ne sono, però abbiamo dei riferimenti dove ce ne sono, nel mondo anglosassone, Stati Uniti, Inghilterra, e adesso sono partiti anche in Germania e in Francia, il riferimento che si va affermando come punto di riferimento è che un libro elettronico non costa oltre un terzo del libro di carta.